Per iniziativa di ANCE Veneto, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, il mese di maggio è dedicato alla sicurezza nei cantieri a livello nazionale, un tema molto delicato la cui soluzione richiede un forte impegno sia da parte delle aziende del settore che dei lavoratori, ma anche da parte dell'opinione pubblica. È principalmente un problema culturale. Nella mentalità dei più non sono ancora entrati concetti come prevenzione, formazione, regolarizzazione e da parte dei terzi si tende a far di ogni erba un fascio. In realtà di aziende serie nel settore ve ne sono e l'ANCE nazionale si è fatta promotrice a livello governativo di diverse importanti iniziative. Un tesserino identificativo per i lavoratori, l'istituzione di un'agenzia nazionale per la sicurezza sul lavoro e altre tutte volte ad arginare il fenomeno tragico delle cosiddette morti bianche. Tra queste iniziative anche una serie di convegni e incontri su tutto il territorio nazionale. Il primo si è svolto venerdì a Mogliano Veneto, a Villa Condulmer. 1200 morti all'anno vogliono dire più di 3 morti al giorno, questo è un dato statistico e quindi voglio dire la realtà c'era l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, sì, non è che sia cambiato qualcosa, purtroppo è un dato che rimane grave. L'ANCE ha sostanzialmente 2 linee di indirizzo fondamentali, poi voglio dire, come l'affronta dopo possiamo parlare. L'ANCE ritiene, primo, che il problema degli infortuni ha genesi diverse, sicuramente molto dipende dal fatto concreto di come si lavora e di quello che si fa, che è il nostro mestiere oggettivamente pericoloso. L'attività di controllo è sicuramente fondamentale per assicurare prevenzione e sicurezza nel comparto edile e sicuramente la vigilanza, che appartiene principalmente ai servizi SPISAL e quindi al sistema pubblico della prevenzione, hanno come priorità dell'attività proprio questo tipo di intervento. Quello che stiamo cercando di studiare con l'ANCE, ma anche con gli artigiani del Veneto e con gli industriali del Veneto, cercando anche di trovare altri sponsor, è quello di realizzare un libretto a fumetti, perché di guide ce ne sono in diverse lingue, però non sono sufficienti, perché spesso il grado di istruzione che hanno quelli che arrivano da alcuni paesi è talmente basso che anche la lingua non è sufficiente per capire quello che si deve fare in un cantiere.